Pensiero del giorno. Mercoledì 25 dicembre. Generare speranza. Le vetrine dei negozi sono addobbate a festa, decorazioni dorate, alberi di Natale, offerte di bellissimi regali. Di notte le strade scintillanti di stelle cadenti e aquiloni. Gli alberi che costeggiano i marciapiedi con i loro rami carichi di lucine rosse, blu o bianche danno vita a paesaggi surreali. C'è un'atmosfera di attesa. Tutti si sentono coinvolti. Il Natale non è solo un ricordo tradizionale, la nascita di quel bambino più di 2000 anni fa. Il Natale è vivo, e non solo nelle chiese con i presepi, ma anche tra la gente, per l'atmosfera di gioia, amicizia e gentilezza che genera ogni anno. Tuttavia, ancora oggi il mondo è tormentato da enormi problemi. Povertà fino alla fame, decine di guerre, terrorismo, odio tra etnie e anche tra gruppi e tra persone. C'è bisogno di amore. Gesù deve tornare con forza. Gesù bambino è sempre l'immenso dono del Padre all'umanità, anche se non tutti lo riconoscono. Dobbiamo ringraziare il Padre anche a nome loro. Dobbiamo celebrare il Natale e rinnovare la nostra fede nel piccolo bambino Dio che è venuto a salvarci e a creare una nuova famiglia di fratelli e sorelle, uniti dall'amore che si diffonde su tutta la terra. Guardiamoci intorno, che questo amore raggiunga tutti, ma soprattutto chi soffre, i più bisognosi, chi è solo, i poveri, i piccoli e gli ammalati. Che la comunione di affetti e di beni con loro faccia risplendere una famiglia di veri fratelli e sorelle che celebrano insieme il Natale e vanno oltre. Chi può resistere alla forza dell'amore? Alla luce del Natale facciamo dei gesti, realizziamo azioni concrete. Possono sembrare piccoli rimedi contro i mali, ma applicati su larga scala possono essere luce e soluzione ai gravi problemi del mondo. Buon Natale a tutti. Chiara Lubick da Un collegamento. Dicembre 2005. Parola di vita. Dicembre 2024. Nulla è impossibile a Dio. Dal Vangelo di Luca, capitolo 1, versetto 37.